Il Veneto, terra di meraviglie, cultura e grandi uomini, è pronto ad affrontare nuove sfide ai tempi della pandemia. Noi le raccontiamo con la voce dei protagonisti. Vincenzo Lovino conduce Insieme idee e persone, ogni mercoledì sera dalle 21 su Serenissima TV. Signori telespettatori, telespettatrici, benvenuti ad un'altra puntata di Insieme idee e persone. Ecco, oggi è una puntata molto particolare, avremo degli ospiti speciali, l'abbiamo annunciato anche su Facebook, in tutte le maniere possibili. Avremo degli interlocutori speciali per parlare di un argomento diciamo visto da un altro punto di vista. Scusatemi il gioco di parole. Siamo abituati ad un mainstream che ci dà una certa valutazione sulle circostanze che ci riguardano da vicino, vaccino e Green Pass. Oggi vedremo le cose da un altro punto di vista. Vado subito a presentarvi gli ospiti, però prima di presentarvi, anzi diciamo subito che non ci saranno telefonate oggi, ma solo interventi su Facebook, perché abbiamo la possibilità, altrimenti non avremo la possibilità agli ospiti di dire la propria opinione, quindi soltanto interventi su Facebook. Basta andare sulla pagina Insieme delle Persone TV, cliccare guarda la diretta e si vedrà esattamente quello che succede qui in studio, né più né meno, uno sfasamento solo di qualche secondo. Se volete lasciare commenti, lasciatelo sotto la diretta e i più pertinenti, come dice Facebook, verranno presi in considerazione e sottoposti ai nostri ospiti. Ecco, vado subito a presentarvi gli ospiti, qualcuno magari già sa chi sono, avete la possibilità, ripeto, il canale 15 Serenissima, il Veneto e le province vicino. Invece per tutto il resto del mondo, come mi piace dire, quindi non solo Italia, ma anche perché so che abbiamo parecchi amici che ci seguono da Melbourne, li approfitto per salutarli, Londra e Parigi, di guardare le nostre trasmissioni in diretta su YouTube e Facebook, quindi ricordiamoci anche YouTube e ovviamente la diretta Facebook. Vado subito a presentarvi gli ospiti. Abbiamo qui con noi per la prima volta in studio, perché è anche giusto visto tanti collegamenti che abbiamo avuto in passato, la dottoressa Barbara Malanzoni. Buonasera. Buonasera, benvenuta. Ecco, poi Stefano Puzzer, associazione La Gente Come Noi, ma ovviamente le persone lo conoscono Puzzer per altre, ovviamente, altri ruoli, diciamo, usiamo questo termine, poi approfondiremo. Buonasera a tutti. Buonasera, benvenuto. Poi abbiamo Roberto Agirmo, Associazione Soccorso Veneto, con questa nuova veste, poi ci racconterai, Roberto. Buonasera a tutti, certo. Qual è questa nuova cosa, questo nuovo soggetto. E poi invece abbiamo Davide Lovat, una conferma, nostro attivista politico, benvenuto, bentornato. Buonasera, grazie. Ecco, poi da ultimo, ma non per ultimo, Cristiano Fazzini, leader del movimento, neanche farlo apposta, Veneto No Green Pass. Buonasera. Buonasera e benvenuto. Bene, non mi resta che dire la famosa frase, sigla, rimanete con noi qualche secondo perché partiamo subito con le domande. C'è un po' la macchinazione, c'è una politica scarsa. Grazie. Eccoci qua di nuovo in diretta, 21.05, Serenissima TV, canale 15. Tutto il resto del Veneto, YouTube e Facebook, sulla pagina Insieme Idee Persone TV. Roberto, facciamo un po' il punto, abbiamo degli ospiti ovviamente molto interessanti, diciamo contestualizzati alla particolare situazione che stiamo vivendo dal punto di vista sociale e anche, aggiungerei, specialmente economico. Facciamo un po' il punto della situazione, perché questo fatto dell'Ucraina ha fatto un po' passare in secondo piano come se non ci fosse più nulla, il discorso del vaccino, è sparito tutto. Verissimo. Allora, innanzitutto voglio farti un ringraziamento perché questa credo sia la prima e unica volta che in una trasmissione televisiva ci sono 5 personaggi seduti completamente controcorrente.
O meglio, noi seguiamo una corrente e che è l'antitesi di quella che è il mainstream normale e quello che ci spacciano per vero. Effettivamente la situazione dell'Ucraina sembra virtualmente aver messo in secondo ordine quello che è le problematiche che stiamo vivendo quotidianamente e socialmente. Ci stiamo quasi dimenticando che ci sono 500.000 italiani che sono a casa dal lavoro, non perché stanno male, non perché hanno un problema, ma perché il problema glielo sta creando l'Italia, lo sta creando questo governo. Ci stiamo dimenticando gli over 50 che sono segregati perché devono farsi un vaccino, ci siamo dimenticati tutte quelle persone che stanno stanno sopravvivendo, se ce la fanno, contro un governo che li sta attanagliando a destra e a sinistra con situazioni che sono fuori dalle logiche economiche, fuori dalle logiche costituzionali, fuori da tutto quello che è il normale vivere. Adesso non voglio entrare in questo momento nel vivo del problema dell'Ucraina, ma arriveranno dei profughi e mi risulta che in Ucraina è giusto che arrivino, è giusto che vengano accolti, eccetera, eccetera, ma mi risulta che in Ucraina ci sia lo 0,16% della popolazione vaccinata. Come la mettiamo sotto questo punto di vista? Poi la guerra è un altro discorso e se vuoi dopo lo affrontiamo, però adesso arriveranno queste persone e come verranno trattate rispetto agli italiani? Ci sarà un'ulteriore segregazione dello Stato e una vessazione coercitiva nei confronti di coloro i quali vogliono liberamente esercitare il loro diritto a non essere schierati, oppure avremo qualche cosa di diverso? Allo stato attuale delle cose, lo Stato sta coercizzando e costantemente vessando una parte di popolazione che non sta a racconti ufficiali, ma anche altri racconti che non sono soltanto dell'uomo qualunque, ma sono anche di eminenti scienziati, sono racconti di medici, ne abbiamo qui in studio, sono racconti di persone che hanno a che fare con la, passami il termine, scienza, e evidentemente la raccontano in un modo diverso. Quindi sì, bisogna parlare, continuare a parlare, e grazie di questa opportunità, perché non può essere lasciato da parte la segregazione che stiamo subendo. Ecco, Lovat, mai come in questo periodo mi sono sentito diciamo, qualcosa di comunicazione mastico anch'io, di informazione mastico anch'io, ancora un po', mi passi il termine, preso in giro. Perché sembra che di botto il problema della guerra, con tutto il rispetto ovviamente che possa portare alle persone che soffrono, però ricordiamoci che ci sono decine e decine di conflitti in tutto il mondo che non hanno, ahimè, la stessa attenzione che ha destato l'aspetto dell'Ucraina. Però della pandemia purtroppo non si è parlato più, no? Quindi non si parla più a livello di informazione, cioè sembra come, da questo punto di vista, per questo dico mi sento preso in giro, perché lo Stato silente continua a fare le stesse cose che aveva programmato di fare senza essere, come dire, distratto dall'opinione pubblica, dall'informazione. Beh, ormai gli ultimi 2 anni mi danno l'impressione di essere stati un grande cantiere, un grande laboratorio per un esperimento sociale, e in 2 anni la popolazione è stata chiusa in casa e martellata 24 ore al giorno dal tubo non c'è più il tubo catodico, dalla televisione, del mezzo televisivo. E questo a livello psicologico ha impattato con tantissima gente, al punto tale che ormai reagiscono quasi come con dei condizionamenti pavloviani a quello che la televisione trasmette. Il caso appena citato, il cambio improvviso di narrazione, il cambio di pagina tra Covid mania e di colpo situazione ucraina, mettendo completamente da parte l'altra questione, con quella connessa che non è sanitaria ma puramente politica, del Green Pass, questo cambio sembra incredibile, sa di presa in giro, ma probabilmente è la certificazione che l'esperimento è riuscito nei confronti di tutte quelle persone che per abitudine ormai inveterata si informa solo dalla televisione e vive in simbiosi con la televisione, che diventa uno strumento sempre acceso in casa e serve a spegnere i cervelli. Più è accesa la televisione, più i cervelli sono spenti. Ecco, quindi quando vediamo la gente, adesso massimo rispetto per tutti, però quando vediamo la gente ancora oggi, mi è capitato passeggiata, un signore che passeggiava con il cane da solo con la mascherina,
questo farebbe pensare che in effetti che c'è un cambiamento proprio di impostazione, diciamo, nel nostro cervello, cioè il nostro cervello è stato condizionato a pensare che non bastano più le nostre difese personali per andare avanti come abbiamo fatto per millenni e come la natura ci ha insegnato, e insomma, visto che siamo protagonisti della specie dominante diciamo, del pianeta, ma nello stesso tempo subiamo questo condizionamento. Pensiamo che la mascherina possa diventare la garanzia, la salvaguardia di tutto. Ma perché lo dice la TV? La gente ha messo da parte l'esperienza, l'insegnamento, l'apprendimento di secoli, anche in termini di contagi. Una persona guarita avrebbe dovuto essere guardata con serenità. Solo 40 anni fa, quando io ero un ragazzino, si mandavano i bambini a casa delle persone che avevano una malattia esantematica perché la prendessero e sviluppassero gli anticorpi. Oggi questo è visto come un atteggiamento folle, ma una persona guarita dovrebbe essere la più sicura del mondo. Guardate il mio caso, io sono stato anche in ospedale. Ora dovrei essere uno che tranquillamente gira senza bisogno del Green Pass. Io lo rifiuto per solidarietà a tutti quelli che sono segregati, che non possono averlo, e lo rifiuto per principio. Non lo voglio, anche se mi hanno mandato i messaggi, non lo prendo. Ma non ha senso che una persona guarita debba essere sottoposta lo stesso a delle condizioni per poter godere di diritti che sono naturali. E questo sta accadendo e ci sono le persone spaventate da uno guarito per paura che sia infetto, e non sono viceversa spaventate da persone che si sono inoculate un siero che ormai è certificato che non è sicuramente immunizzante, può attenuare gli effetti della malattia, ma oggi è dimostrato che sono contagiosi anche coloro che hanno assunto i farmaci della Pfizer e delle altre case farmaceutiche, e vanno in giro con la mascherina anche in aperta campagna. Questo è perché il condizionamento è stato talmente impattante che molte persone hanno perso l'indipendenza di giudizio, la serenità, e d'altro canto lo avevamo visto anche in Cina 15 anni fa. Le persone avevano continuato dopo la prima SARS a andare in giro con la mascherina per 2, 3, 4, 5 anni perché la paura era stata tale che non avevano più superato il blocco psicologico. Ecco, magari speriamo, Lovat, che dopo questa breve parentesi televisiva qualcuno magari rifletta e magari da domani... No, ma non c'è verso, non c'è speranza. Non c'è speranza. La paura è stata talmente grande che queste persone sono traumatizzate, avrebbero bisogno di essere aiutate con un percorso serio, ma lo dico con spirito di fraterna umanità, perché veramente sono traumatizzate. Ci sono miei parenti che sono rimasti sconvolti, non sto parlando di estranei. Ecco, Stefano Puzzer, io innanzitutto devo esprimere solidarietà personale riguardo a quell'episodio che penso che abbia sconvolto mezza Italia, quando abbiamo visto gli idranti colpire, come, anche se l'acqua è il collegamento con la natura, no? È quell'elemento biochimico che ci unisce, il cibo, l'acqua, sono cose che ci uniscono alla natura, però ecco, abbiamo visto quelle giornate terribili. Tutta l'Italia ha sofferto, secondo me, l'acqua sparata addosso a voi che stavate protestando per un vostro diritto, per una cosa in cui credevate in maniera pacifica. Io credo che mezza Italia, tutta l'Italia si ricordi, e mi fa molto piacere e voglio assolutamente ricordare questo episodio, perché avevamo due situazioni assurde, uno Stato, diciamo, presente con i mezzi di polizia e delle persone che pacificamente dimostravano il loro dissenso ad un'azione in maniera pacifica. Puzzer. Ma guardi, ancora oggi io e i miei colleghi e tutte le persone che erano lì presenti non riusciamo a guardare quelle immagini, ma sia da un punto di vista proprio dei diritti, perché l'acqua in quel momento ha spazzato via i nostri diritti, il diritto di manifestare, il diritto di lottare per una libertà di scelta, una libertà di pensiero, e soprattutto perché hanno provato a spazzare via il nostro orgoglio, la nostra fratellanza, perché alla fine lì fuori eravamo in tantissimi, c'erano i portuali di Trieste, c'erano quelli di Genova, c'erano cittadini di Trieste, lavoratori di varie aziende, c'erano tanti cittadini italiani che erano venuti lì a portarci solidarietà, però non sono riusciti a spazzare via il nostro orgoglio,
il nostro senso di responsabilità e direi addirittura di difesa della Costituzione, perché lo sancisce proprio la Costituzione che c'è una libertà di manifestare, sempre se lo si fa pacificamente e in modo legale. Quello che ci ha spinto a fare quella protesta è il fatto che noi ci siamo ritrovati fuori dal lavoro. Abbiamo provato quello che adesso stanno provando gli over 50, perché con uno strumento che non è per nulla sanitario, ma solamente economico e politico, noi ci siamo ritrovati fuori dal lavoro e continuiamo a ritrovarci fuori dal lavoro. Pensiamo a tutte le famiglie che sono a casa e faccio riferimento a quello che dicevano gli altri interlocutori. E adesso questa cosa va avanti ed è un momento tragico. La tua domanda era cosa facciamo in questo momento, no? Questo momento è un momento tragico per tutti perché le persone hanno paura e chi anche ha ceduto al ricatto dello Stato si vergogna a dire che ha sbagliato. E secondo me in questo momento bisogna essere realisti, rendersi conto che questo è tutto un disegno più grande, creare consapevolezza e mai smettere di lottare, perché secondo me nel momento, non aver paura di morire, perché nel momento che non lotti secondo me sei già morto. Ecco, signor Puzzer, ricordiamo assieme, c'è stato un attimo, probabilmente un secondo, microsecondo in cui, ecco, magari vi farebbe piacere condividere questa emozione con le persone che ci seguono a casa, in cui con i suoi amici, con i suoi colleghi di resistenza, di lotta, come vogliamo chiamare, vi siete guardati negli occhi e avete detto facciamo qualcosa di più, andiamo avanti, non solo per voi, ma anche per le persone che non potevano lottare come voi. Ma assolutamente, tutto è nato da un senso di fratellanza tra di noi. È chiaro che non ci aspettavamo che arrivassero 100.000 persone in 5 giorni. In quel momento, nonostante ci siano stati dati i tamponi gratuiti e quindi c'era stata spianata la strada, diciamo, noi ci siamo resi conto che non esistevano solamente i portuali, ma c'erano anche altre categorie. In quel momento ci aspettavamo che le altre categorie facessero qualcosa, perché ci prendessero da esempio. Nel senso, avete visto, i portuali hanno sbattuto i pugni sulla tavola e sono stati dati i tamponi gratuiti. No? Però alla fine abbiamo capito che non potevamo abbandonare i nostri concittadini e ci è sembrato giusto, anzi doveroso, andare avanti nella protesta e tuttora chi riesce, chi ce la fa ancora sta andando avanti con questa protesta. Ecco, Puzzer, fra l'altro lei so che sta girando, è in continuo contatto con tante persone, gira, si può dire, l'Italia, il nord-est. Cosa dicono le persone? Di cosa hanno bisogno? Quando si avvicinano a lei, che cosa le trasmettono? Ma guardi, le persone, è cambiato anche il tipo di bisogno da ottobre a qui. Ad ottobre le persone chiedevano cosa facciamo, no? C'era da trovare una soluzione. Quello che noi abbiamo sempre provato a creare, noi andavamo in gita in giro per l'Italia, ma volevamo creare una rete proprio per creare un'unità. Adesso le richieste delle persone sono diverse. Non ti chiedono più cosa facciamo, ma come possiamo fare per andare avanti. Perché le persone sono ridotte addirittura a non portare pane a casa. Il 15 febbraio, quando gli over 50 sono rimasti a casa e non hanno potuto più andare a lavorare, c'era la preoccupazione, ma il problema grave sarà il 15 di marzo, quando non arriverà proprio lo stipendio. E quindi dobbiamo fare per forza di cose velocemente una rete in tutta Italia e iniziare ad aiutarci proprio, sia con dei legali, proprio materialmente, tirando su delle catene alimentari, creare qualcosa di parallelo che ci permetta di vivere degnamente e ridare dignità alle persone, perché mi fa pensare una madre, un padre di famiglia che ritorna a casa, non ha la possibilità di mantenere o dare da mangiare ai propri figli, e secondo me questo decreto criminale che ha fatto il governo
sta riducendo le famiglie alla povertà, perché si parla di guerra, è giusto, nel senso è giusto essere solidari con chi sta subendo una guerra, con chi sta sotto le bombe, però non dobbiamo dimenticarci delle famiglie italiane nelle condizioni nelle quali il governo le ha messe. Ecco, senta, poi fra l'altro Roberto Agirmo, adesso Puzzer ha tirato fuori un argomento che ci riguarda da vicino, perché qui l'aspetto economico è quello che è. Ci sono molte aziende che stanno chiudendo oppure stanno gestendo l'aspetto caro energia. Parlavamo proprio prima con delle persone, abbiamo visto il gasolio è passato da 10 centesimi in più, venerdì scorso era a quasi 1,70 euro, adesso è 1,82 euro, stamattina, adesso poi mezz'ora fa ho fatto gasolio. Però c'è anche una cosa che, diciamo lei, che anche te Roberto, che ha anche esperienza politica, oggi ho visto un post di un sindaco di una città della provincia di Vicenza che esortava i propri concittadini a solidarietà nei confronti degli ucraini che stanno arrivando. Si dice addirittura che in Lombardia arriveranno più di 100.000 profughi. E questo sindaco, adesso non so se è vero, però ovviamente io non sono in grado di verificarlo, dichiarava che ci sono molte persone che stanno esprimendo solidarietà, catene di persone che si uniscono per fare acquisti alimentari o mettono a disposizione mezzi, case, appartamenti, soldi evidentemente. Ecco, io questa cosa ho apprezzato il gesto, però ho pensato istintivamente alle tante persone che oggi invece hanno perso il lavoro, non ce l'hanno più, se lo vedono ridotto, non riescono a fare straordinario, subiscono dei costi importanti perché non riescono più ad andare a lavorare come facevano prima. Allora, com'è? L'italiano ha perso un po' di vista la solidarietà vera? Roberto? Guarda, solamente oggi abbiamo ricevuto 20 richieste di famiglie venete che non sanno come arrivare a fine mese. Quindi se posso permettermi direi a questo sindaco di informarsi magari prima con le famiglie che ci sono qui in Veneto. Perdonami. No, è giusto, assolutamente. Ma tra l'altro poi stiamo parlando di guerra, giusto? Anche se l'argomento principale di oggi sicuramente è il mondo che comunque è collegato. Ora, oggi, anzi nei giorni scorsi abbiamo visto piazze stracolme di gente, ma stracolme nel senso veramente stracolme di gente, tutte quante a dire no alla guerra, assolutamente giusto, e mi ci metto anch'io a dire no alla guerra. Però il mainstream la sta raccontando in un modo diverso, diciamo che i colori con i quali si sta dipingendo questa guerra sono colori dati dal diavolo, nel senso che stanno raccontando una verità, solo che la verità ha molte sfaccettature. È una verità pericolosa, spesso confusa, perché la gente non sa o non si ricorda, oppure semplicemente è talmente abbagliata da quello che racconta la televisione, così come per tutto il mondo, no, Green Pass, eccetera, eccetera, è abbagliata da quello che gli raccontano. Gli raccontano che Putin è il mostro. Premesso e ribadisco, chiunque spari un colpo per legittimare le proprie istanze è in torto. Però c'è anche da raccontare tante altre cose. C'è da raccontare che l'Ucraina ha ricevuto, o meglio, è dal 2014 che c'è un problema, anzi sarebbe da prima, ma il grosso è arrivato nel 2014, quando in realtà c'è stato già di per sé una scissione in Ucraina. Bisognerebbe ricordare che l'Europa ha dato 17 miliardi in questi anni all'Ucraina. Per fare cosa? Per avvicinarsi all'Europa. Bisogna ricordare che nel 91 erano stati fatti degli accordi tra Russia e Stati Uniti, non c'era l'allargamento della NATO ai paesi dell'ex Unione Sovietica e anche questi sono stati disattesi. Bisogna ricordare che dal 2014 al 2017 c'è stato un personaggio, figlio di Biden, avete presente chi è Biden, presidente degli Stati Uniti, che è stato incasinato in scandali clamorosi in Ucraina con il discorso della Bayer, che è una società dove lui faceva l'azionista. C'è da ricordare che dal 2017 fino ad oggi non ci sono stati problemi perché l'America ha avuto un presidente degli Stati Uniti, cioè Trump, che non ha fatto una guerra, a differenza di quello che ha preso il Nobel della pace Obama, che invece di guerre ne aveva fatte, e questo qui che è appena arrivato subito può fare una guerra. C'è da raccontare che di norma quando c'è un incendio, e l'incendio è metaforicamente la guerra, non si butta acqua sul fuoco per spegnerlo, e l'Europa invece sta mandando armi
dichiarazione di ieri del nostro Consiglio dei Ministri, mandiamo 1500-1600 uomini al confine. Cioè appena fanno un passo dal confine vuol dire che l'Italia dichiara guerra alla Russia sostanzialmente. Ora, stanno raccontando una serie di cazzate. Bisognerebbe raccontare tutta la verità, solo che evidentemente sono mediamente diretti tutti quanti i vari media da quello che è la gestione economica prevalentemente degli Stati Uniti. Non sto dicendo il governo degli Stati Uniti, perché anche il governo degli Stati Uniti è gestito dall'economia che c'è negli Stati Uniti, quindi oggi i governi di tutto il mondo fondamentalmente sono dei fantocci in mano a delle economie. Quindi noi stiamo tassando mediaticamente tutti gli italiani dicendo che Putin è cattivo e fa la guerra e bisogna fermarla. Vero, d'accordo, sono d'accordo, ma stiamo dimenticando di dire la verità qual è. E le verità comunque sono composite. E poi ci ritroviamo nella situazione che gli italiani sono la canna del gas, ma non del gas perché sono aumentate le bollette, sono la canna del gas perché non hanno di che scaldare la casa, perché o paghi la bolletta o mangi, o paghi la luce o porti il figlio a scuola. Cioè, la gente non si rende conto che se c'è una dittatura oggi, ce l'abbiamo qui in Italia. Una dittatura vuol dire che c'è un potere che sta coercizzando e vessando persone. E sono tante, non sono poche, perché è vero che ci sono soltanto, tra virgolette, dai numeri sembrerebbe attorno ai 7 milioni di non vaccinati, più o meno dovrebbero essere quelli tra i non vaccinati e quelli che non hanno fatto la terza dose sostanzialmente. Ma ragazzi miei, cioè, tutta questa gente qua cosa fa? Come può vivere? Come fa a vivere? Sono tanti, è gente che è disperata, cioè quelli che adesso si sono fatti il vaccino, che sono tranquilli e pacifici perché moralmente hanno seguito quello che gli diceva la televisione, si rendono conto che il vicino di casa non riesce a portare a casa il piatto e si vergogna a dirlo. Voi magari avete un vicino di casa che non riesce a mangiare, ma non ha il coraggio di dirvelo, perché forse magari ha anche paura che voi gli diciate potevi farti il vaccino. Non c'è più la solidarietà, avete perso il senso della solidarietà. Bisogna ricostruire la testa della gente, bisogna ricostruire il fatto che esista il mio vicino che ha bisogno e gli do una mano. Invece no, continuate a pensare soltanto a quello che dice la televisione e adesso avete dimenticato il vostro vicino che ha problemi. Assurdo. Ecco, Lovat, facciamo due conti proprio dalla serva. 1.200 euro, un monoreddito, se diciamo, il percettore di reddito è così fortunato da avere 1.200, perché ricordiamoci che ci sono anche dei redditi più bassi, 800, 900 contratti di solidarietà, stage a progetto, chi ne ha più ne metta, però dall'oggi al domani si trova aumento del gas e dell'elettricità del 50%, la benzina che è aumentata in maniera considerevole, e non dimentichiamoci l'inflazione. L'inflazione è del 5%, ufficialmente 5%, però sappiamo tutti che i rincari ci stanno, il grano, gli autotrasportatori che non riescono più, e noi invece pensiamo alle notizie sulla guerra, siamo accaniti a guardare e invece non ci rendiamo conto, in sordina il nostro governo continua a cacciarci tutti questi aumenti e non far nulla per abbassare il prezzo della benzina o togliere, diciamo, le spese sull'elettricità, sul riscaldamento. Sì, ma di fatto questa situazione sta trasformando il nostro paese in qualcosa di diverso da quello che era previsto dalla Costituzione, lo abbiamo detto già altre volte. Tra poco la bomba sociale innescata col Green Pass esploderà. Con un tempismo straordinario arriva questo problema internazionale che distrae il mainstream dal fare cronaca. Vediamo gente chiamata a migliaia in piazza, non c'è più nessun problema di contagio, però se vai a protestare contro il governo ti disperdono con gli idranti. Ma questo è solo il primo livello, perché poi io ci tengo a dirlo, visto che stasera dobbiamo parlare di Green Pass, voglio ripetere quello che è il problema fondamentale di questo strumento che è criminale se ragioniamo in termini di democrazia. Il Green Pass fa passare il concetto che i diritti innati delle persone non sono più tali, ma le persone hanno diritti solo in quanto si sottomettono obbedientemente ai diktat del governo in carica. Nel momento in cui
non c'è più un popolo sovrano, perché per essere sovrano deve essere libero, e quindi se è libero non deve sottostare a nessun tipo di ricatto. Nel momento in cui c'è uno strumento come questo, tecnicamente la democrazia è sospesa, perché il potere non risiede più nel popolo, ma risiede nell'istituzione. Ecco che viene compiuta quella transizione politica annunciata al World Economic Forum, tra le altre transizioni di cui non so se stasera avremo modo di parlare, però questa transizione verso la tecnocrazia si serve del Green Pass, che adesso viene messo via dal dibattito comune, viene tolto, e ci si dimentica che sarebbe necessario non solo abolirlo adesso, non domani, adesso, ma addirittura riformare la Costituzione per porre un divieto assoluto anche per il futuro di stabilire dei parametri per poter godere dei diritti naturali. Finora in Costituzione c'è ancora scritto che i diritti vengono riconosciuti dallo Stato perché sono preesistenti allo Stato. Con uno strumento di controllo come il Green Pass, questa cosa viene completamente cancellata. Tra poco esploderà la bomba sociale e le persone che non hanno il Green Pass verranno considerate indegne perfino di manifestare. Vediamo un po'. Bene, allora adesso facciamo un piccolo stacchetto pubblicitario, qualche secondo, poi sentiamo Fazzini e la dottoressa Balanzoni. Benvenuti a tutti, sono Luigi di Ottica Sportiello. Da oggi troverete disponibili sul nostro shop online, sul sito internet otticasportiello.it, una nuova gamma di occhiali firmati e della nostra linea artigianale LF. O se vorrete potete venirci a trovare in negozio, siamo a Zero Branco, via Nuolese 21D. E ricordate, Ottica Sportiello, vedi oltre il confine. Bene, nuovo in diretta 21:33, ricordate, se non avete possibilità di guardare il canale 15 c'è Facebook e YouTube, quindi la possibilità di guardare Insieme delle Persone TV sulla pagina Facebook e anche su YouTube. Sono due dirette in contemporanea con quello che succede qui negli studi di Rubano di Canale Italia. Dottoressa Balanzoni, innanzitutto mi fa molto piacere averla qui in studio per la prima volta, ci siamo sentiti parecchie volte in collegamento Skype. Però ecco, una volta per tutte cerchiamo di spiegare a casa, perché come dicevamo prima, se c'è ancora gente che usa la mascherina probabilmente c'è un po' di, interpreto e ovviamente un po' di confusione. Cerchiamo di capire e di spiegare, di far spiegare, di capire a casa e quindi di spiegare un attimo meglio che cos'è questo vaccino, chiamiamolo vaccino, poi magari ci darà un'altra definizione, però spieghiamolo il più possibile terra a terra, con magari in termini non necessariamente medici, perché ritengo che molte persone si lasciano un po' influenzare dai mass media e magari non vogliono sentire quello che non vogliono, come si dice. Ok, allora intanto nasce prima la mascherina del vaccino, quindi cronologicamente tutto il 2020 viene caratterizzato dall'accoglienza di questa mascherina. Poi abbiamo passato anche il periodo in cui facevamo i conti in termini di minuti, ore, giorni in cui il virus sostava su una superficie di marmo, di legno, di metallo, e quindi abbiamo passato diverse settimane parlando di questo incessantemente, quindi 24 ore al giorno. La mascherina poi è diventata, cioè, a dire il vero, dico una cosa che forse non ho detto mai neanche sui miei social,
ci sono state diverse fasi, perché all'inizio, quindi parliamo di fine gennaio, inizio febbraio, ricevevo segnalazioni dai colleghi un po' in tutta Italia, perché si cercava gli ospedali, le direzioni ospedaliere cercavano di nascondere il caso zero, il paziente zero, perché avere un positivo avrebbe determinato tutta una serie di modifiche organizzative. Quindi mentre all'inizio si diceva alle RSA in ospedale di non usare le mascherine perché avrebbero intimidito i pazienti e i parenti, e le mascherine FFP2 erano tenute sotto chiave dai caposala e solo alcuni eletti potevano averle. Io queste cose non le ho vissute, perché essendo sempre in sala operatoria, io quella mascherina ci ho passato la vita con la mascherina. Però i racconti erano univoci in questa direzione, quindi abbiamo avuto i primi casi in cui veniva addirittura proibito di fare i tamponi, tanto che poi venne fuori che il primo paziente Covid in Italia, che poi non era assolutamente il primo, era stato diagnosticato in violazione dei protocolli aziendali, ma è in violazione perché le aziende non lo facevano fare, questo è, quindi era solo la direzione sanitaria che poteva dare l'ok. E quindi siamo passati da una prima fase in cui si è sottostimato quello che stava accadendo, a fronte anche di quadri radiologici di TAC che erano devastanti, e poi siamo passati appunto invece alla mascherina come il simbolo della pandemia. E mano a mano, o meglio fin da subito, fin dalla tarda primavera del 2020, Speranza ha cominciato raccontando il suo delirio sul fatto che il vaccino sarebbe stata l'unica soluzione. Peccato che questo vaccino manco fosse ancora, almeno ufficialmente, disponibile. Erano stati opzionati, acquistati 400 milioni di dosi in tutta Europa, si parlava soprattutto di AstraZeneca, se non ricordo male. E quindi si era cominciato a parlare di vaccino e solamente di vaccino sicuramente dall'estate del 2020, che è il momento in cui io ho cominciato a schierarmi contro questa cosa, perché biologicamente, e adesso vengo alla domanda di prima, non poteva essere credibile che si potesse arrivare per un virus RNA a catena singola, che vuol dire che praticamente muta ogni 2x3, ad un vaccino come comunemente si intende. Allora, se noi parliamo alla casalinga o alla persona anziana, si sa benissimo che un vaccino implica il fatto che se tu ti vaccini per una malattia che non devi aver avuto, perché se no non ha senso fare il vaccino, perché il concetto del vaccino è quello di impedire che una persona si ammali di una determinata malattia. Ecco, se noi prendiamo questi parametri, che sono quelli comuni di buon senso, ci rendiamo conto che questo vaccino, non lo voglio parlare, questo farmaco, chiamiamolo così, non ha queste caratteristiche, perché non impedisce il contagio o la malattia della persona che è vaccinata. In compenso però favorisce a volte, perché anche questo, nonostante lo si voglia tenere nascosto in letteratura, in letteratura internazionale, è oramai chiaro, addirittura il vaccinato può andare incontro a forme molto gravi di malattia causate proprio dalla presenza di anticorpi. Quindi sia vaccinare una persona che ha già avuto il vaccino, che addirittura noi siamo arrivati alla intercambiabilità, cioè dire prima dose infezione vaccino, sarebbero 3 dosi nella testa di qualcuno, ma anche di direzioni ospedaliere, oppure addirittura si diceva chi si contagia e poi fa il vaccino si è già fatto una dose, se ti vaccini e ti infetti quella è la seconda dose. Siamo passati la scorsa primavera, la primavera 2021, per una serie di fandonie e di nefandezze, non solo antiscientifiche, ma veramente inventate, che sono state segnalate all'autorità giudiziaria, da me, ma poi anche da diversi studi legali. E per rispondere alla domanda di prima, che cos'è questo vaccino è togliendo AstraZeneca, che presentava caratteristiche diverse e oramai abbiamo visto che è stato affondato dopo la morte di Camilla Canepa, ma anche di altri, quindi stiamo parlando di un farmaco che ha provocato la morte di una 18enne e che è stato comunque mantenuto sul mercato. Questo farmaco
diciamo così, bisogna ancora capire la reale composizione, perché sappiamo che il segreto industriale impedisce che venga analizzato, e quindi abbiamo il segreto industriale e quindi l'interesse economico di Pfizer e Moderna che prevale sul diritto della persona di sapere cosa viene inoculato. E per quello che è dichiarato, al di là di quello che sta intorno, il nucleo fondante, la parte più importante è questo mRNA, quindi un RNA messaggero che non è altro che un'informazione che arriva dentro la cellula, quindi che entra dentro la cellula e ordina alla cellula di produrre la proteina spike nella versione di V1, proteina che, ci tengo a dire, non è nemmeno quella più circolante. Allora, io sto leggendo delle consulenze tecniche che sono pressioni imbarazzanti e che nemmeno per accendere il camino dovrebbero essere usate, in cui addirittura si scrive che gli adolescenti andrebbero vaccinati col vaccino che determina la produzione di una proteina che neanche più circola, e che questo tipo di vaccinazione, questo lo leggo nei casi in cui madre e padre si scontrano per vaccinare un minorenne, dovrebbe apportare benefici. Quindi stiamo parlando di una proteina virale che non circola nemmeno più e che determina la formazione di anticorpi che a loro volta possono determinare tutta una serie di problemi, perché il rischio-beneficio, cioè il rapporto beneficio-rischio è sempre a favore del beneficio. Ora, e concludo, in scheda tecnica, senza parlare di tutti gli altri, abbiamo la certezza di un effetto collaterale, sia per Pfizer che Moderna, che è la miocardite. La miocardite e la pericardite, che sono due cose diverse ma sempre impattano sul cuore, e che hanno determinato già tutta una serie hanno provocato una serie di vittime tra i ragazzi e soprattutto i maschi, ma gli adolescenti. Ora, noi dobbiamo immaginare che un farmaco che è in grado di produrre su un adolescente, quindi 15-16 anni, una miocardite, che vuol dire un'infiammazione e una morte cellulare delle cellule che costituiscono il miocardio, già di per sé è un fatto gravissimo. Ma addirittura si sta cominciando a parlare di rischio di miocardite tollerabile, perché comunque anche il virus può dare la miocardite, e allora noi dovremmo vaccinare per un virus che può dare la miocardite, seguendo questo filo logico, con un vaccino che può farti comunque venire la miocardite. Siccome nell'esperienza di tutti nessuno conosce il vicino di casa, normalmente non ha un figlio di 12 anni che ha avuto una miocardite virale, mentre vediamo costantemente ricoveri di ragazzi con la miocardite. Io non so dove si voglia arrivare, perché siamo arrivati addirittura a tollerare uno sterminio tra gli atleti. Ci sono le immagini anche di calciatori o di tennisti, quelli che cadono a terra, quelli che hanno le convulsioni, quelli che hanno problemi di tipo neurologico, e è diventato anche questo parte del folklore sportivo. Quindi abbiamo il malore, abbiamo persone che sono morte. Io ho fatto recentemente una consulenza tecnica in cui si trattava di un adolescente che faceva attività agonistica, e ho messo la lista degli atleti morti. Abbiamo un'impennata in percentuale del numero di malori e morti tra gli atleti, ma anche questo non viene considerato. Peccato che la scheda tecnica che è nel consenso informato, cioè il consenso informato che viene dato, e anche qui volevo dire che c'è una violazione di tutta la normativa sul consenso informato, quindi il consenso informato tecnicamente questo vaccino viola le più comuni regole giuridiche del consenso informato, che in Italia sono codificate per legge oltretutto dal 2017. Quando si firma il consenso informato viene allegato la scheda tecnica, una versione molto ridotta di Pfizer e Moderna, dove sono riportate persino le miocarditi,
ma i medici non comunicano, quindi il paziente firma, spesso arriva col modulo già firmato a casa senza neanche averlo letto, scrive di aver ricevuto le informazioni, di aver avuto la possibilità di fare domande, che gli è stata data la spiegazione, cosa che se si guarda la tempistica con cui avvengono le vaccinazioni non è proprio tecnicamente possibile, e quindi le carte sono a posto, il consenso, che in realtà è un consenso nullo per regole legali che poi magari affronteremo un'altra volta se non è troppo lungo, e quindi si va tutti praticamente al macello, perché si tratta di un macello, alla luce anche delle prime 1000 pagine, mi sembra, desecretate degli studi post-marketing di Pfizer, che riporta scritti in modo molto piccolo e uno in fila all'altro, mi pare 8-9 pagine di effetti collaterali. Io non sono riuscita a leggerle tutte perché mi sono fermata alla seconda, di cui nessuno sapeva nulla, perché appunto questi documenti, sapevamo vedendo, però voglio dire ufficialmente non erano note perché erano stati appunto secretati. È stato ordinato di desecretarli e ci sono intere pagine con un elenco proprio non in ordine verticale, ma a tutta pagina, di tutta una serie di effetti collaterali, per cui bisogna chiedersi da qui a un medio-lungo termine quante saranno le persone ammalate, ma soprattutto di cosa, perché abbiamo già visto che mentre alcune malattie sono note, ad esempio la miocardite comunque è una diagnosi che si può fare, ma tante altre sono sindromi che bisognerà capire anche come fare sia per riconoscerle che per curarle, e comunque abbiamo visto un'impennata delle malattie autoimmuni, un'impennata delle sindromi neurologiche, un'impennata dei disordini della coagulazione o dei disordini ematologici, e queste sono solo alcune di quelle che noi già sapremmo inquadrare, perché sono stati vaccinati del resto tutte le persone con malattie autoimmuni, tutti gli oncologici, ricordiamolo, ha detto anche il professor Fraiese più volte, il professor Fraiese che adesso è stato chiamato anche lui all'Ordine dei Medici a Roma, in questo vergognoso attacco alla deontologia professionale, alla nostra libertà, quindi anche il professor Fraiese, docente della Sapienza, se non sbaglio, che viene convocato per aver osato, a cui va tutta la mia stima, aver osato contraddire i VIPS virologi, e sono stati, dicevo, vaccinati tutti gli oncologici senza che sia mai stato fatto uno studio sulla genotossicità e quindi sulla possibilità che questi vaccini potessero o possano o aggravare le condizioni oncologiche di un paziente, oppure far sviluppare neoplasia a chi non ce l'ha avuto. Tutto ciò nell'indifferenza collettiva dei medici. Ecco, diciamo che su questo c'è stato sicuramente poca informazione, infatti volevo subito chiedere a proposito di questo, vediamo un po', lei ha fatto un bellissimo excursus temporale di come si è sviluppata mascherina, ricordiamoci i brindisi dei vari politici che dicevano non c'è nulla, anche questo 2 anni fa. Ecco, a un certo punto medici eroi, si ricorda, cioè sulle pagine dei giornali, medici eroi, medici prima linea, medici che muoiono per difendere le persone malate, quindi ecco, anche qui in questa trasmissione in piena pandemia, quando venivamo a fare le trasmissioni in diretta qui da soli in macchina, non c'era il periodo in cui eravamo in completo lockdown, però venivamo a fare informazione, e poi a un certo punto questo sistema dei medici eroi comincia a sgretolarsi, quindi cominciano le prime critiche al sistema, le prime persone che cominciano a fare delle riflessioni, delle indagini, quindi, e purtroppo oggi assistiamo a una pagina, ecco, in questo magari adesso cominciamo, le faccio qualche domanda più diretta, questa pagina non edificante dello Stato italiano, che ha preso i medici e li ha messi di fatto alcuni alla berlina. Alcuni sono esaltati e secondo me mi posso immaginare anche come dire, un po' seguono la corrente, magari vorrebbero dire ma non possono, e altri invece che hanno il coraggio di opporsi. È un po' quello che ha fatto lei, dottoressa. Quindi infatti la settimana scorsa ha fatto un piccolo intervento qui in trasmissione, perché era stata quel giorno stesso, mi pare mercoledì scorso, presso l'Ordine dei Medici, quindi lei è passata, come dire, a essere un medico che ha salvato vite, che ha dato del suo impegno personale un aiuto per il prossimo, si è trovata, come dire, quasi come in tribunale di fatto. Intanto una cosa da dire, i libri di medicina, che sono quelli su cui io ho costruito
la maggior parte dei video che poi sono stati visti non hanno mai riportato, ma nemmeno per sbaglio, le teorie che sono state propinate per questi 2 anni. Quindi in realtà la medicina, oltre ai testi, ai sacri testi, la letteratura internazionale è stata, da un lato è venuto fuori che sono stati fatti studi inizialmente per riuscire a far ottenere il placet da FDA, quindi in America, quindi sono stati falsati i dati degli studi commissionati da Pfizer o che venivano proprio dalle compagnie farmaceutiche. E questo è pacifico, tanto che soprattutto il BMJ, quindi il British Medical Journal, aveva criticato fortemente fin da subito questo aspetto, cioè dicendo fin da subito attenzione, perché bisogna capire anche, Peter Dosh in particolare, che è un senior editor, aveva detto bisogna guardare che cosa si sta facendo, era poi arrivato a dire che gli studi erano stati manipolati, e quindi questo oramai è notorio per chi vuole leggere, ovviamente, perché per chi è deciso, ok. I medici eroi, ricordiamoci fin da subito che bisogna anche qui capire quale messaggio si voleva mandare, perché in realtà le persone che sono decedute per lo più erano persone che, quindi pazienti, erano stati abbandonati a casa, soprattutto nel 2020, senza alcun tipo di cura, perché era stato deciso dal glorioso ministero che per questo tipo di infezione virale non ci fosse nessuna cura. Non solo non c'era nessuna cura secondo il ministero, ma non doveva nemmeno essere ipotizzabile una cura, proprio perché altrimenti il castello di bugie su questi vaccini sarebbe miseramente crollato. Per questa ragione gli ospedali erano sovraffollati da pazienti che si complicavano, e si complicavano in un modo tale per cui a quel punto, cioè giunti in ospedale con quei quadri radiologici o quelle insufficienze multiorgano, non si sarebbero potuti salvare neanche a quel punto con i migliori farmaci o le migliori cure, perché la questione cruciale era proprio l'omesso trattamento precoce nella prima settimana. E così sono nati quei comitati di cure domiciliari, se vi ricordate, che sono nati con le migliori intenzioni, ma hanno avuto come corollario un effetto di delegittimare, o meglio anzi legittimare l'inerzia dei medici di base, che addirittura avevano la facoltà di non andare a visitare più nessuno perché era stata creata apposta un'unità speciale per la cura del Covid, queste benedette USCA fatte per lo più di medici ragazzini neolaureati o quasi. Abbiamo visto anche che non avevano fatto l'esame di Stato, ma se vi ricordate le immagini televisive erano stati mandati come eroi, ma eroi di che? Perché non è che se io mando una persona che non sa neanche tenere una pistola in mano in un combattimento, cioè questo si spara sui piedi come minimo. E la stessa cosa è accaduto con i medici, quindi queste USCA erano fatte da medici senza specialità e per lo più neolaureati. A questi dovevano essere affidati, poi tante cose io le ho viste nella mia attività forense, quindi è per questo che ho una visione abbastanza nitida di quello che è successo per l'attività giudiziaria che ci ho fatto sopra. E quindi il medico di base non visitava il paziente Covid, di fatto anche l'USCA non faceva granché, e i pazienti arrivavano ormai gravissimi in ospedale, e a quel punto terapie intensive intasate, ma per forza, perché poi non c'erano solo i pazienti Covid aggravati, ma c'erano anche tutte le altre patologie che non venivano visitate per la paura del Covid, e anche un infarto miocardico, se lo lasci a casa e non lo curi, verosimilmente muore, o comunque ci sono altre probabilità che si complichi. In tutto questo i numeri sono stati, grazie anche ai rimborsi che poi sono stati diversificati, e quindi il paziente Covid fruttava cifre mostruose. Anche il paziente annegato con un tampone post mortem positivo veniva conteggiato tra il numero Covid, anche questo è notorio, lo ha detto Zaia a un certo punto, lo ha detto Bassetti, ma non perché siano attendibili loro, ma semplicemente perché è talmente notorio che pure loro l'hanno dovuto ammettere. E quindi ci siamo poi ritrovati in questa situazione in cui pian piano i medici si sono sempre più uniformati a una medicina di regime, perché faceva gioco al sistema,
e sempre in meno, o meglio, siamo rimasti sempre i soliti, quelli di più, sin dalla prima ora siamo stati io e il professor Bellavite, che abbiamo continuato a essere critici, ma scientificamente e documentando scientificamente quello che dicevamo. Poi per carità il professor Bellavite è molto più bravo di me, però ecco, le persone che hanno continuato a dire scusate ma c'è qualcosa che non va, se non altro perché per buon senso le cose che state dicendo non possono avere riscontro, e a quel punto l'ordine, che è l'ordine dei medici, che è il braccio armato del Ministero, ha cominciato con i procedimenti disciplinari. Quindi si è creata una spaccatura, quindi molti di voi oggi sono, diciamo, vengono contestate a livello disciplinare, so che sono parecchie decine di persone. Attualmente l'Ordine dei Medici ha un'agenda piena solamente di procedimenti disciplinari, cioè i presidenti degli ordini dei medici hanno come professione quella di aprire e portare avanti procedimenti disciplinari verso, magari dopo questa trasmissione mi apriranno il quarto, ma è lo stesso. 1 più 1 meno. Sì, appunto. Per tutte le persone che hanno, infatti l'accusa che io sono stata denunciata dal Ministero, a dire il vero, per l'apertura di questo terzo. Quanto se si fossero accordati prima non lo saprò mai, ma mi pare, voglio dire, il Ministero che mi denuncia il 18 o il 17 di dicembre e l'ordine che mi apre il procedimento il 24 di dicembre, quando il 6 di dicembre si era concluso il secondo con una sanzione, quindi a distanza di 20 giorni si chiude un procedimento e se ne apre un altro, qualche dubbio su così l'imparzialità è legittimo. Però ecco, quello che posso dire è che mi viene contestata la violenta campagna, no, la violenta, adesso testualmente era la mia posizione antivaccinista e il violento contrasto alla gestione pandemica. Violento contrasto, a questo punto me ne vanto, se la mia è violenza, ben venga la violenza, se è quella che ho fatto io, cioè video su YouTube, perché il contrasto alla gestione di Speranza, alla gestione degli ordini, penso che sia il minimo sindacale che io potessi fare in quanto medico. Bene, ecco, Fazzini, Posso poi... ricordare una cosa solo al volo, in seguito a quello che ha detto lei? Allora, all'epoca si poteva dichiarare la pandemia solo alla condizione giuridica che non ci fosse una cura per la malattia in essere. Pertanto, se verrà provato un giorno che la tachipirina e vigile attesa sono state volute, finalizzate alla dichiarazione di pandemia, forse qualcuno potrebbe essere accusato di omicidio premeditato. Chissà, argomenti da approfondire, Fazzini, ecco, però come dire, c'è, adesso lo faccio intervenire per ultimo, ecco, tutte queste situazioni, no? Abbiamo parlato di Puzzer, della dottoressa Balanzoni, dell'imprenditoria in sofferenza, degli aspetti legati anche all'autoritarismo che ha espresso l'Ovat, che è comunque una Costituzione un po' calpestata, anzi un po' assai. Ecco, però ci sono parecchie persone che invece dicono bene, io voglio protestare in maniera concreta, non solo diciamo, dicendo non voglio farmi vaccino contro il Green Pass, quindi sta nascendo probabilmente una nuova consapevolezza politica. Ma diciamo che questa consapevolezza è nata credo 1 anno e mezzo fa, nel senso che noi abbiamo iniziato ad organizzare delle manifestazioni con i ristoratori nel momento in cui il virus andava nei ristoranti ma non entrava in autogrill, e quindi abbiamo iniziato con queste manifestazioni. Poi un bel giorno i ristoratori, è stato concesso il plateatico esterno, hanno interrotto la protesta, sono tornati a lavorare, anche se non c'è stato verso di convincerli che probabilmente il governo sarebbe andato avanti. E siamo tornati in piazza contro il Green Pass. Ormai credo abbiamo fatto più di 70 manifestazioni, e anche noi siamo stati a Trieste, a Roma e in altre città. Però la cosa che stavo pensando adesso, che sono molto preoccupato perché gli influencer delle case farmaceutiche, Bassetti, Burioni, Brigliasco, cioè questa settimana che grazie a Putin che penso che prenderà il Nobel per la medicina perché in 3 giorni è riuscito a far sparire il Covid, no? Cioè non si parla più di Covid, si parla solo di guerra. Cioè, questi saranno disoccupati probabilmente in questi giorni perché non li vedo più, non so se li avete visti voi in televisione. Ecco, quindi probabilmente nei prossimi giorni
li inviteremo a parlare in piazza, visto che Bassetti si era anche proposto di venire a parlare nelle piazze. Noi siamo ben disponibili ad accoglierlo, che si venga a spiegare la sua posizione. Vuole di cachet però. Vabbè, tanto sarà abituato. Allora, scusami. No, sentivo la dottoressa voleva fare un sì, flash. Sì, no, giusto un flash. Io non sarei così ottimista. Sul senso che questa sparizione improvvisa, in realtà io credo che sia più funzionale poi a una riapparizione stile le visioni o le apparizioni così, quelle dove poi ti fanno una grotta dedicata, anche perché ho visto, o meglio adesso non ricordo quale dei fenomeni dei miei colleghi hanno già detto che bisognerà investire sulla vaccinazione per i profughi ucraini. Peccato che non abbiano capito che sono ucraini e quindi non sono italiani, per cui non credo che l'ucraino non vaccinato venga in Italia e poi si faccia convincere. Per cui anche qui però io credo che ci sarà una strumentalizzazione in questo momento abbiamo, ecco, ci tenevo anche a dire una cosa, scusa se ti ho... No, ma figurati. Che abbiamo visto in questi 2 anni il mancato rispetto della Costituzione in quegli aspetti in cui non sarebbe proprio neanche possibile modificarla, quindi sono stati aggrediti i diritti e le libertà costituzionali che non possono essere, cioè proprio per norme costituzionali non si sarebbero mai potuti toccare. E di pari passo la cosa che mi preoccupa di più è che in questo momento, accettando di fornire armi all'Ucraina, penso sia la prima volta che venga, almeno che io ricordi, che viene dichiarato che si portano armi in uno Stato che lo sanno tutti, che non fa parte della NATO, anche questo atteggiamento avviene in contrasto con quegli articoli della Costituzione che di fatto, poi Lovat può confermare, impedirebbero questo tipo di comportamento. Quindi se noi prima abbiamo fatto le prove, perché tutte le volte abbiamo detto ma si sono fatte le prove generali e poi c'è stata un'escalation nella erosione dei principi fondanti, la nostra Costituzione, ora mi pare di intuire, poi non vorrei così addentrarmi in terreni che non sono miei, però che c'è addirittura in questo momento il mancato rispetto, mi confondo sempre tra l'articolo 10 e 11 della Costituzione, ma dell'articolo costituzionale che dice l'Italia ripudia la guerra. Se ripudi la guerra però non puoi andare ad armare un altro Stato. Certo. E come diceva anche Stefano, anche i finanziamenti che si stanno dando sembrano un ulteriore schiaffo agli italiani che come me e lui sono in questa condizione in cui non è che si è perso il lavoro, ci hanno tolto il lavoro. È una situazione ben diversa. Ecco, Stefano Puzzer, facciamo un po', questo è quello che è successo a Grado 3, abbiamo condiviso una escalation, usiamo questo termine, marketing comunicativo, informazione, gestione dei vaccini. Io non voglio entrare nel merito perché, ripeto, il mio è un ruolo neutro, io non voglio schierarmi, non voglio dire giusto o non è giusto. Ovviamente, ci tengo a ribadirlo, questo è un salotto, ognuno può dire la propria. Ecco, immaginiamoci un futuro invece, un presente e un futuro, perché io purtroppo da cittadino non riesco neanche a immaginarmi il futuro, cioè vedo davanti a me un orizzonte, come dire, nebuloso, c'è molta nebbia, come me tante persone ci hanno tolto, secondo me, la fantasia, ci hanno tolto la capacità di sognare, ci hanno tolto la capacità di programmare il nostro futuro. Secondo me il futuro adesso ha 2 binari. Uno è che è quello immediato da mettere in piedi, è quello dell'aiuto concreto per le famiglie. Proprio il fatto di preoccuparsi veramente per le famiglie ed aiutarle. Per esempio, ne colgo l'occasione, noi abbiamo creato assieme ad altri 2 colleghi un comitato che si chiama La Gente Come Noi, del tutto trasparente, che fa una raccolta fondi, anche se noi non l'abbiamo mai voluta fare, proprio perché non volevamo essere strumentalizzati. E questo comitato si preoccuperà proprio di spese alimentari, di consulenze legali e patrocinio gratuito,
di pagare addirittura le bollette. Sicuramente noi non faremo i protagonisti in giro per il territorio, non vogliamo dar nome o far vedere che siamo stati noi, ma ci appoggeremo direttamente ai vari comitati o le varie persone che abbiamo conosciuto in giro per il territorio. E allo stesso momento, secondo me, bisogna che tutte le persone che in questo momento hanno questa visibilità, anche se non l'hanno cercata, ma ce l'hanno perché magari hanno dato un segnale forte, come Barbara, come i ragazzi del No Green Pass Veneto, come Roberto, o come me, ma io ero il portavoce di una categoria di lavoratori. Alla fine io ho sempre parlato con il cuore dei miei colleghi, non era un'idea solo mia. Però in questo momento ci vuole l'umiltà di tutte queste persone che secondo me si devono unire, far capire a tutte le persone che bisogna creare un ideale e far rinascere di nuovo i veri valori che ci portano avanti, che non sono quelli materiali, sono la solidarietà, la fratellanza. E quindi secondo me, se noi riusciamo a far capire a tutti i capi gruppo, gli influencer, a chi si occupa delle piazze, a chi veramente crede in questa cosa, senza aver secondi fini, di riuscire a unire le persone, secondo me lì inizierà un nuovo passaggio per tutti. Perché la lotta non deve finire, però dobbiamo renderci conto che stiamo lottando con dei soggetti organizzati e che questo disegno l'hanno preparato già da più di 30 anni, secondo me. Perché ricordiamoci che l'obiettivo loro era controllare tutte le persone e tramite il Green Pass loro lo faranno e non si fermerà questo Green Pass. Volevo ritornare a quello che hai detto prima, anche il prolungamento dello stato di emergenza a causa della guerra. Io sono di Trieste, sono di una città di confine. Avevamo la guerra a 5 chilometri nel 92, in ex Jugoslavia. Lì non c'era uno stato di emergenza, eppure noi eravamo confinanti e vi posso assicurare che se noi andavamo oltre il confine a far benzina c'era il pericolo che ci portassero via la macchina per creare le barriere. Avevamo i carri armati a 30 km da casa. C'erano persone che l'estate andavano in campeggio e vedevi i bombardamenti da una riva all'altra del mare. Quindi secondo me è ora di creare sempre più consapevolezza che non è solo un problema di Green Pass, ma c'è un disegno più grande dietro e prima le persone lo capiranno, meglio sarà. Però allo stesso momento tutte le persone influenti in questo momento che hanno una visibilità, una credibilità maggiore, devono farsi un bagno di umiltà, mettersi dietro e creare unità tra le persone. Quando ci sono i palchi, le manifestazioni, non bisogna mettere il palco, bisogna rendersi conto che siamo tutti allo stesso piano. E solo in quel momento che creeremo unità ci sarà la credibilità. E in quel momento, nel momento stesso, riusciremo anche a scremare chi lo sta facendo per altri fini. Perché ci sono tante persone che stanno cavalcando l'onda per altri fini che possono essere politici, possono essere indifferentemente di cosa. E quindi adesso bisogna pensare alle persone praticamente, proprio per dargli da mangiare e aiutarli finanziariamente, e dopodiché far capire alle persone che la lotta deve continuare, ma deve continuare solamente uniti si vincerà. Benissimo, ecco Roberto, quindi molto chiaro quello che ha detto Stefano Puzzi, però come si fa concretamente, tu che hai esperienza politica, a diciamo, concretizzare, perché ci sono tantissime persone che hanno capito che la situazione è ben diversa rispetto a come ce la vogliono raccontare, usiamo questo termine generico. Come fare? Beh, premessa che sposo completamente ciò che ha detto Stefano, nel senso che uso un termine improprio, ci sono a livello nazionale molti, chiamiamoli leader comunicativi, cioè persone che sono riuscite a concentrare su di sé l'interesse perché poi magari si sono esposti in modo più evidente rispetto ad altri. Bene, sarebbe il caso che tutte queste persone riuscissero, o quantomeno le persone che non hanno secondi fini, riuscissero a capire che non c'è alternativa. Se vogliamo portare una, passiamo il termine, controffensiva allo Stato che ci sta massacrando, dobbiamo anche noi organizzarci. Nel nostro piccolo abbiamo dato vita ad un'associazione che si chiama Soccorso Veneto, che chiunque può trovare sul sito www.soccorsoveneto.it,
che è un'associazione che ad oggi è finalizzata e si vuole mettere a disposizione di chiunque gratuitamente, è finalizzata a dare un supporto legale a tutti coloro i quali hanno preso ad oggi delle sanzioni o sono in questo momento, come anche nei casi vostri sostanzialmente, senza il lavoro, però in un modo pragmatico, cioè nel senso ci sono molte fantasie online di che cosa si può fare e cosa non si può fare. Noi abbiamo deciso di seguire una linea giuridica molto ben determinata, che è la linea giuridica che ci permette in questo momento il ring dove siamo, cioè lo Stato. Però lo Stato stesso mette a disposizione nostra la possibilità di poter avere un incontro quasi alla pari, se seguiamo certe regole. In che senso? È un dato di fatto che io ne ho preso un tot di multe, ho preso un tot di denunce, eccetera, eccetera. Attualmente non ho pagato nessuna multa, ho fatto ricorso su tutte. Ovviamente c'è la consapevolezza che potrei dovermi ritrovare a dover pagare tutte quante le multe, ma è altrettanto vero che seguendo una linea giuridica ben determinata, cioè facendo i ricorsi come legge impone e come legge consente, siamo nella condizione di poter arrivare. Innanzitutto sappiamo qual è la lentezza dello Stato italiano a livello giuridico. Per avere una sentenza ci vuole chissà quanto tempo. Ma premesso che il tempo può essere un nostro alleato, le multe per adesso non si pagano, o quantomeno se uno vuole fare questa scelta la fa, le multe non si pagano, si fa il ricorso, ci saranno i tempi giuridici, avremo modo di poter portare le nostre motivazioni che siano su base costituzionale e su base legale, cioè dicendo sostanzialmente che l'utilizzo del Green Pass è anticostituzionale, quest'obbligo di pseudo vaccino o non vaccino è incostituzionale e a mio avviso è anche fuori dalla logica della sanità, però nel momento in cui noi dovessimo riuscire ad avere delle risposte affermative e ci sono già delle potenziali direzioni in questo senso, ok? Ecco che un domani virtualmente noi potremo, primo, non dover pagare quelle sanzioni per quanto riguarda chi hanno preso sanzioni, secondo, avere la reintegrazione nel posto del lavoro, magari avere anche la reintegrazione degli stipendi non percepiti per colpa adotta da coloro i quali hanno fatto in modo di non ottemperare alla Costituzione e quindi tornare dalla parte, tra virgolette, dei vincitori. Ribadisco, perché il tempo può essere dalla nostra parte? Ora, è pur vero che l'altro giorno hanno prorogato, come diceva adesso Stefano, lo stato di emergenza fino al 31 di dicembre. E vorrei capire quali altri stati europei l'hanno fatto. Non mi risulta che altri stati europei l'abbiano fatto, quindi palesemente stiamo parlando di una vessazione. C'è un articolo, vorrei dire l'articolo 60 della Costituzione, ma non sono sicuro, comunque c'è questo articolo, che dice che nel caso di stato di emergenza per guerra le elezioni possono non essere svolte. Allora, se lo scopo è questo, io spero che anche i più accaniti e fervidi sostenitori del Green Pass, di tutte queste robe qua, capiscano che ci stanno pigliando da dietro sostanzialmente e capiscano che siamo in una vera e propria dittatura. Oggi la potremmo chiamare soft, ma il giorno in cui non ci faranno votare, non ci sarà la possibilità di mandare giù tutta sta gente, io spero che qualcosa succeda. Ti dico la verità e non dovrei dirlo in televisione, io onestamente speravo che il matto arrivasse. Lo dico con... mi dispiace dirlo, ma speravo che il matto arrivasse. Il matto inteso come la persona talmente esasperata, talmente frustrata, talmente... Invece cosa è successo? Purtroppo ci sono delle persone che si sono autoinflitte dolore, magari bruciandosi. Se invece fosse arrivato il matto di turno, ribadisco... Non possiamo istigare... No. Se fosse dato il matto di turno, è ovvio che è una cosa... È anche brutto da pensarlo, però magari qualcosa succedeva, cambiava. Non voglio ragazzi, non voglio pensarci una cosa. Ragazzi, neanch'io non voglio pensarlo, però abbiamo pensato tutti. Sì, dittatura soft, però abbiamo sentito il governicolo l'altro giorno parlare che è giusto portare la democrazia, il rispetto dei diritti. Cioè, prima di andare a pensare al rispetto dei diritti, vediamo di pensare al rispetto dei diritti dei cittadini italiani. Perché è facile far esportare la democrazia e poi in casa nostra abbiamo una dittatura che io non chiamerei neanche soft. Ma gli Stati Uniti sono abituati direi proprio totale. Sì, no, Fazzini, poi c'è anche una notizia di adesso che Zaia ha detto,
bisogna Diamo le seconde case agli ucraini. Super Green Pass, bisogna rivedere il Super Green Pass perché qua adesso si arrivano i profughi, c'è un problema di Super Green Pass. Ecco, ricordiamoci anche che a Rimini sarà il primo pensiero una che caterva... hanno i profughi venire qua a vaccinarsi, assolutamente, cioè non... buona parte della Russia e l'Ucraina non sono nemmeno vaccinati, però volevo legarmi a quello che ha detto Roberto. Allora Roberto, per quanto riguarda, se no domani mattina 8.000 persone chiedono sostegno legale, purtroppo le cause legali hanno dei costi, cioè tutti noi che siamo stati coinvolti, purtroppo i legali che lavorano gratuitamente non ci sono. Fermo. Quando vai in tribunale ci sono dei costi e devi sostenerli perché arriverebbe un'informazione poi sbagliata. Se tu devi fare un ricorso e te lo fai da solo, ok, ma se vai a finire in tribunale purtroppo i costi ci sono. Perché il patrocinio degli avvocati è gratuito. Sì. Poi ci sono dei costi tecnici che bisogna spiegarli di volta in volta, chiaramente. Esatto. Quindi una cosa è la consulenza, una cosa perché è... uno poi, voglio dire, si crea delle aspettative. Giusto, hai ragione. Ci sono dei costi. Il patrocinio legale è gratuito, mettiamolo così. Poi ci sono i costi tecnici della giustizia ordinaria, che quelli bisogna sostenerli, ma nel momento in cui già tu hai, tanto per fare un ricorso per una multa, poi io apro, quello non è un problema. Come ho preso io una denuncia penale per aver organizzato una manifestazione, ok, ragazzi. Sì, ma quella non è gratis, ce l'ho anch'io, però non è gratis, capito? Chiaro, l'avvocato ti dice, beh, intanto dammi 1.000 euro. l'avvocato gratuito, perché giustamente... poi, ragazzi, no, ma assolutamente, qui si parlava comunque di dare una consulenza a persone che proprio non sanno le cose. No? Dopodiché nel caso di un procedimento penale è chiaro che i costi sono quelli sono diversi. Parliamo di un doppio stato di emergenza. Io penso, ho messo anche un post l'altro giorno, ieri, stato di emergenza per il vaccino Covid, scadenza il 31 marzo, 3 giorni fa Draghi ha detto è un altro che si somma e si aggiunge stato di emergenza per una guerra che non è nostra ma è una guerra di un altro, cioè è l'Ucraina, quindi fra l'altro non è anche europeo, un popolo europeo, come se noi parlo come una nazione dell'Europa, non è nella CE, come se noi dichiarassimo stato di emergenza perché in Libia ci sia ci sono 17 guerre conteggiate in questo momento nel mondo. Questa volta hanno dichiarato lo stato d'emergenza, che è un altro stato d'emergenza che si assomma al primo per motivi diversi, però se uno si sofferma a ragionare si rende conto sempre di più che siamo stati sottoposti a un esperimento preliminare per quello che deve venire dopo. Così mi ricollego sia a quello che ha detto la dottoressa Balanzone sia a quello che ha detto Stefano Puzzer. Il modo in cui l'opposizione in questi 2 anni al racconto ufficiale è stata trattata con una violenza dal punto di vista democratico clamorosa, cioè chi ha osato dissentire addirittura minacciato di venire radiato dall'ordine, ma è chiamata violenza com'è la definizione che lei ha? Violenta contrasto alla gestione della pandemia. Violento contrasto alla gestione della pandemia. Avesse dato fuoco a qualche macchina, avesse usato violenza personale, avesse insultato la dignità di qualche persona, ha espresso idee fortemente contrarie. In democrazia un'opinione fortemente contraria ha sempre legittimità nel momento in cui viene espressa nel rispetto della dignità dell'altra persona. Invece siamo davanti all'intimidazione pura. Questo è preparatorio, per esempio, alla situazione attuale. Se uno prova a ragionare, e non ne parlo affatto perché non mi interessa entrare in questo, ma prova a ragionare sulla questione ucraina in questo momento, o tu stai assolutamente sulla linea dei diktat del liberale progressismo americano, oppure vieni considerato un filo putiniano. La terza posizione, o anzi le terze posizioni, le posizioni alternative, non sono ammesse. Se non stai contro Putin, sei con Putin. Non è vero, non è vero, non è assolutamente vero. Ma 2 anni hanno preparato alla ghettizzazione di ogni dissenziente. E Stefano Puzzer prima diceva correttamente, guardate che queste cose sono lungamente preparate, ma il bello è che sono pubbliche ed questa è la cosa che a me fa impazzire, perché ci sono libri scritti, pubblicati, acquistabili facilmente anche adesso. Io non posso andare in libreria senza Green Pass, però su Amazon posso comprarli perché a qualcuno interessa, no? La quarta rivoluzione industriale, governare la quarta rivoluzione industriale
tutti gli imprenditori che hanno l'industria 4.0 sanno una piccola parte di quello di cui sto parlando. E poi Covid-19, The Great Reset. Questi 3 libri di Klaus Schwab sono stati scritti in 3 anni, tra il 16 e il 18, tra il 16 e il 19, e quindi in 4 anni, è il guru del World Economic Forum. Guardate che se voi vi prendeste la briga di leggere i primi 2, la quarta rivoluzione industriale e governare la quarta rivoluzione industriale, vedreste che tutto quello che stiamo vivendo è un copione che sta venendo applicato. Anche il Green Pass. C'è un copione scritto che sta venendo applicato. Non c'è nessun complotto, non c'è nessuna cospirazione di iniziati che si ritrovano incappucciati. C'è un piano ben preciso dettato dall'elite finanziaria mondiale in capo ai governi. Ma è scritto, basta comprarsi il libro. Sì, ma se uno sa leggere, ma lo hanno scritto loro, è pubblico, basta comprarlo. Ma cosa c'è scritto all'ultima pagina? No, l'ultima pagina non è scritto l'ultima pagina, è scritto tutto quello che deve essere fatto per cambiare il mondo. Il Great Reset prevede le transizioni ecologica, politica, umana, istituzionale, è un cambiamento industriale ovviamente, ed è un cambiamento complessivo di paradigma, cioè del modo di concepire la società e l'uomo su basi completamente diverse. È tutto programmato, ma il bello è che è dichiarato in pubblico e acquistabile in libreria. E la gente non ti crede, crede a chi racconta palle di cannone enormi, clamorose, vendendo fumo, come adesso lo possiamo dire, chi ha mandato a fare il ministro degli esteri, un signore come Di Maio, che dice che Putin è peggio di un animale. Ma metti caso che la guerra finisca in una maniera tale che Putin te lo ritrovi ancora come interlocutore. Come fai ad andare tu da ministro degli esteri a rappresentare un paese dopo che gli hai dato, non dell'animale, peggio che dell'animale? Hai messo a fare il ministro un signore come Toninelli, che ha fornito a Crozza il copione per una serie intera di trasmissioni di Fratelli di Crozza. Con tutto il rispetto personale, che quello non viene mai meno, ma forse non erano le persone più adeguate. A questi si crede, e a dei programmi pubblici dichiarati e con ingenti finanziamenti, pubblici pure quelli, ai governi, affinché applichino l'agenda, a questi non si crede. Ma lo dicessi io, comprate il libro. Sì, ma bastasse anche che il popolo si chiedesse perché il decreto che è stato mandato ieri è secretato. Altra cosa fantastica. Secretato, dopo che abbiamo un governo che è quello che ha fatto più voti di fiducia di tutta la Repubblica Italiana, e non ho mai sentito nessuno criticare questa scelta. Mentre quando c'erano gli altri governi di destra e sinistra, la prima cosa che si buttavano in... Ne abbiamo parlato la settimana scorsa qui del continuo ricorso allo strumento della fiducia, proprio mercoledì scorso. Sono cose sotto gli occhi di tutti, ma la gente non fa altro che guardare la televisione e reagire in maniera condizionata a quel che dice la TV. Scusami, posso dire una cosa? Ci sono ormai sono create 2 società, no? Quella che usa la mascherina in macchina quando guida da solo, la doppia mascherina, quelli che non vanno più al ristorante perché hanno paura del Covid, e quelli che fanno i Covid party. Cioè ci sono quelli che vogliono prendersi praticamente il Covid per avere il Green Pass e quindi per tornare ad avere il minimo di libertà, e quelli che invece sono terrorizzati. Penso che qui ci abbiamo provato tutti a parlare con l'altra parte. Non c'è modo, non c'è possibilità, perché dopo 3 parole dicono ma io di questi argomenti non voglio parlare, prendono e vanno via. Se noi non riusciamo a fare cambiare idea all'altra parte, non ne usciremo mai. Cioè, questo è scritto, cioè, non c'è la possibilità di dialogo con chi la pensa diversamente. Noi non attacchiamo, io credo che nessuno di noi attacchi la controparte, però invece subiamo continui attacchi complottisti, stupidi, ignoranti. I giornalisti parlano di Covid in televisione e dicono, cioè, ne parliamo noi, non siamo medici. Se ne parlano i giornalisti, allora diventano anche medici. Non c'è più il dialogo, quindi se noi non troviamo il modo per ricreare un dialogo, non usciamo da questa situazione, perché questa è la realtà. Non c'è più il modo di... La gente... Allora, finisco, la cosa scandalosa è che io ho visto la piazza di Bologna strapiena per la guerra in Ucraina, però qui la gente non si preoccupa, giustamente come diceva Roberto prima, di chi sta morendo di fame, di chi sta perdendo il lavoro, di chi non riesce più a prendere un autobus, di chi non può andare al ristorante, di chi non può fare più niente, è isolata dal mondo. Ok? Però ci preoccupiamo della guerra in Ucraina. Ma scusami, per tutto il rispetto per l'Ucraina,
però i tuoi connazionali dovrebbero venire un attimo, come pensiero, non perché sia giusto, sono i tuoi vicini di casa, dovrebbero venire un attimino prima. Poi è giusto che ci preoccupiamo anche della guerra in Ucraina, ma gli orfani che stanno arrivando, non che penso che siano diventati orfani l'altro giorno, probabilmente erano già da qualche parte, adesso perché vanno a prenderli e portano in Italia? Cioè, facciamoci queste domande. È possibile che la gente è a casa, beve qualsiasi cosa e non si chiede il perché? Perché stanno agendo in questo modo? Ok, vendono, loro guardano un film e bevono qualsiasi cosa gli viene detta. Se domani ti devi mettere una carottina per imparare a volare, probabilmente faranno anche questo. Cioè, l'incredibile di questa pandemia. Mi piace quello che ha detto lei, Fazzini, che poi alla fine, ecco, certe cose le bevono, altre invece se poi magari gli insegni un po' a ragionare ti contestano. Questa è la cosa ma scusami, brutta. Allora succede, persona di nostra conoscenza, di mia conoscenza, in ospedale a Padova, terapia intensiva, terza dose, per fortuna che ero vaccinato. Cioè, io voglio dire, se mi faccio 3 punture e poi vado a finire in terapia intensiva, mi incazzo, non per fortuna che sono vaccinato. Perché quello è il pensiero che gli hanno fatto credere, ma io non ho mai sentito, vuol dire, nella storia una cosa del genere. Cioè, mi faccio 3 punture per andare in terapia intensiva e dico anche grazie che mi avete fatto 3 vaccini perché altrimenti sarei morto. Ma siamo alla follia, siamo alla follia. Ricordiamoci che siamo il paese dove Vanna Marchi dava il sale per curare i tumori. E la gente lo comprava e lei ha fatto i soldi. Ma Marchi faceva altre cose, diceva fai schifo, guarda tuo marito ti fa le corna e la gente telefonava per risolvere il problema. Siamo in questo paese qui, è forse per questo che... Sì, però magari si dà credito, si dà spazio ai maghi, ai cartomanti, eccetera, chi invece ha un pensiero differente, Puzzer, invece non... Ma io darei più fiducia agli italiani, nel senso che non bisogna mai giudicare il pensiero di nessuno. Secondo me ognuno ha i suoi tempi e ognuno è giusto che se deve avere delle prove per capire che magari anche ha fatto una scelta sbagliata, lo abbia. Io posso dare una testimonianza mia di Roma, quando sono stato portato in questura e tenuto lì 5 ore. Il funzionario che mi ha firmato il foglio di via mi ha abbracciato piangendo e mi ha detto io la penso come te, ma sono costretto a fare sta cosa qua. Quindi non ci sono solo persone che non la pensano come noi perché sono ignoranti. Ci sono persone che devono per forza di cose, per il ruolo che hanno, dover ma questo la pensava come te, Stefano, però comunque stava da questa parte. Però no, non stava dalla mia parte, perché se ero io al posto suo, era condiviso. Ma se io ero al posto suo non firmavo il foglio di via. Quindi non sta dalla nostra parte. Appunto. È una questione di paura, di terrore. No, che poi lo facciano perché hanno paura di perdere il posto. Posso dirti, a me dà più fastidio le persone che vengono alle manifestazioni che abbiamo fatto e che mentre stanno andando via dalla manifestazione prenotano il ristorante. Preferisco uno che io dico bianco e lui dice nero, che uno che dice bianco come me e poi approfitta del Green Pass per andare al ristorante. Tu hai visto come viviamo noi i ristoranti? No, ma dico, io la vedo così. Un flash veloce, partiamo, mancano 2 minuti e 20 secondi. Dottoressa, da domani che cosa farà concretamente per portare avanti i suoi principi? E questa domanda la facciamo a tutti, velocemente, 5 secondi. Io rimango fedele a quello che ho fatto finora e non mi sposto di 1 millimetro. Puzzer? Aiutiamo le persone nel concreto, uniamoci e facciamo vedere che non siamo pochi e facciamoci sentire. Ce ne sono tanti, Roberto, di persone... Mi pongo l'impegno, così come abbiamo coordinato, di contattare più leader comunicativi possibili al fine di trovare una sinergia operativa. Lovat? Metterò a disposizione delle persone la mia disponibilità a essere una voce contro sulla base di quello che conosco e farò di tutto per unire il dissenso per canalizzarlo verso forme di consenso. È l'unica maniera che abbiamo democraticamente di opporci a questo sistema oppressivo. Noi dobbiamo continuare a scendere in piazza, a tenere viva la piazza e dobbiamo, come ha detto Stefano, cercare di aiutare le persone che proprio hanno bisogno, non riescono nemmeno a pagare la bolletta. Bene, bene, ecco, grazie allora a tutti. Devo veramente ringraziare i tantissimi commenti, purtroppo non abbiamo avuto tempo di leggerli, ma sono stati veramente centinaia di persone collegate sempre, quindi grazie a tutte le persone da casa. Però voglio ringraziare sentitamente
queste persone qui in studio che si stanno battendo ogni giorno per voi, per noi, insomma in generale per le persone che la pensano come loro, ma anche per quelli che non la pensano come loro. Questo è un impegno che comunque va lodato e apprezzato. Come sapete, in questa trasmissione io ho sempre detto, è uno strumento, è un mezzo questa trasmissione per far sì che voi abbiate degli elementi di valutazione in più. Nessuno vuole convincere nessuno si vuole schierare, ma che sia stata, spero per voi, l'occasione di fare una riflessione, di aprire un po' la mente ad altre considerazioni, ad altri principi. In genere si dice che aprendo la mente ci si arricchisce. Speriamo che questo sia stato possibile. Ringraziamo Barbara Balanzoni, medico, la dottoressa Barbara Balanzoni, Stefano Puzzer, Associazione La Gente Come Noi, poi abbiamo avuto, grazie a Roberto Gimo, che ringrazio 2 volte perché anche grazie al suo impegno che è stato possibile, lo diciamo, questa trasmissione, Associazione Soccorso Veneto, poi ringraziamo anche la presenza costante nelle nostre trasmissioni di Davide Lovat, attivista politico, e Cristiano Fazzini, leader del movimento Veneto No Green Pass. Ecco, grazie ancora a tutti, grazie a casa, grazie agli ospiti e, come mi piace dire in fine trasmissione, noi ci saremo anche mercoledì e insieme alle persone va avanti e non finisce qui. Alla prossima, grazie. Bene, grazie.